Rieccoci nuovamente con la nostra rubrica Glam Pack Wom. Siamo presso la Galleria Luigi Sturzo di Mestre in occasione della mostra antologica del maestro Satyam, al quale poniamo subito una domanda. Maestro, cos'è per lei l'arte? L'arte per me è la vita stessa, cioè per me è una passione che ho iniziato a sentire ancora da giovanissimo. Io ho cominciato a 14 anni a sentire il bisogno di disegnare, di dipingere, ma soprattutto di stare in contatto con delle opere. Quindi io andavo dentro in una chiesa, in un museo. Io mi ricordo che a 16 anni, in modo anche molto romantico, mi presentai dal direttore del museo di Treviso e gli dissi: voglio fare delle copie dal vero. Mi andai lì col cavalletto e mi misi a dipingere per giorni e giorni. È una parte che non saprei distinguere dalla vita. Anche nei lunghi periodi che ci sono stati in cui mi sono dedicato ad altre attività, ho portato qui dei resti che ci sono. Io avevo bisogno di disegnare, di fare degli schizzi, di trovarmi in varie situazioni a esprimere e comunicare attraverso l'immagine. E non importa come. Io ricordo un periodo che non stavo lavorando artisticamente. In una passeggiata in un bosco trovai dei pezzi di tronchi lasciati lì dai boscaioli. E sapendo che dopo sarebbe stato distrutto, ho composto delle piccole cose lì nel prato, un'orchestra con un direttore, che è molto simile alla spontaneità dei giochi dei bambini che con le conchiglie sulla sabbia costruiscono delle opere. Dopo 45 anni di attività artistica, quali sono i suoi esiti artistici contemporanei? È difficile mettere un punto fermo perché io sento che la ricerca è continuamente aperta. Io mi sono accorto, riguardando proprio in questa occasione, che già in lavori che sono del 1971 io stavo sperimentando tecniche particolari, nuovi strumenti, nuovi materiali, e quindi io non sento di essere arrivato a un punto fermo. Io credo solo che c'è un'evoluzione che sempre di più è andata verso il bisogno di ricostruire nuovi spazi. Era troppo angusto lo spazio di una tela, io avevo bisogno di uscire in qualche modo. Adesso proprio mi permetto di creare come delle abitazioni, delle case con queste scatole di legno nelle quali si inseriscono questi oggetti, ma dalle quali talvolta gli oggetti escono quasi a voler vivere e voler rivivere. E io credo anche che la scelta di soggetti è cambiata. Io sono partito molto coinvolto dalle figure umane, dai volti e dalle persone, e non avrei immaginato allora di finire su qualcosa che potrebbe essere definito una natura morta, perché per me sono delle nature vive, cioè queste bottiglie o altri oggetti sono umanizzati, diventano degli esseri viventi, hanno la dignità di un essere umano, quindi li tratto allo stesso modo. Quindi questa è un po' l'evoluzione, di riuscire a rivedere anche in qualcosa che viene considerato inanimato, qualcosa di animato con un'anima. Questi oggetti creati dall'uomo e gli elementi naturali che lei inserisce nelle scatole, di conseguenza subiscono una sorta di rivisitazione. È una rivisitazione che passa da una visione storica ad una simbolica. Il passaggio perciò in termini simbolici che cosa nasconde? Questi oggetti diventano altro, completamente altro, per cui sono ancora riconoscibili, no? E tanti, come succede quando si va in giro a un mercatino, che si riconosce: ah, quella cosa la conosco, quello ce l'aveva mia nonna, ma si intuisce con forza che non sono più a rappresentare se stessi o quello per cui sono stati costruiti, ma diventano solo un pretesto per parlare dell'essere umano, per parlare della vita, per parlare di significati che non sono espliciti, significati nascosti, quindi simbolici, ma anche di pensiero filosofico, che non è però messo lì come se fosse uno scritto, ma che si deve interpretare, si deve leggere, bisogna aprirsi. Quindi sono anche un invito a trovare come fruitore, colui che osserva, ha bisogno di trovare lui, di metterci lui dei significati. Viene stimolato a interpretarli direttamente e soprattutto a sentirli al di là della ricerca di un significato razionale, a sentire che cosa comunicano. A volte non c'è neanche un racconto, ma semplicemente il bisogno di suscitare uno stato d'animo, per esempio in molti casi una sensazione di benessere, di pace, anche senza sapere esattamente da cosa è scaturita.
in altri invece magari uno stimolo a una ricerca e a un porsi delle domande che riguardano la vita. L'arte dunque si intreccia con la sua biografia. Lei è un artista che ha viaggiato molto e ha praticato molto. Quanto è evidente questo rapporto nelle sue opere? Io credo che sia impossibile scindere la vita dalla produzione artistica. Infatti io sono molto affascinato, oltre a vedere le opere, poi andarmi a leggere proprio la vita individuale di artisti di cui si intuisce solo, no? Magari una vita molto movimentata e avventurosa, no? E noi ce ne interessiamo solo quando diventa quasi scandalistica. Penso a Van Gogh o anche a Gauguin, no? Che è stato addirittura anche in carcere, no? Ma dietro a questo c'è una visione. L'arte, prima ancora di essere uno strumento in cui io comunico, è qualcosa che ognuno vive, ma è un modo di vedere le cose. Noi possiamo vedere un muro scrostato e rimanere incantati a guardarlo e sentire che ci sta parlando. Per cui, così come Van Gogh fu affascinato dalla luce abbagliante del sud della Francia, in viaggi molto lontani, in quella luce fortissima in cui mi sono trovato, con colori molto, molto intensi, con situazioni di vita sconvolgenti, credo che questo abbia lasciato assolutamente un flusso che io non è che vado a ricercare, ma che viene inevitabilmente, perché la connessione tra la vita e l'arte è assolutamente per tutti una cosa che si verifica. Non potevano mancare gli onori di casa e abbiamo qui con noi Luigi Faraon, presidente dell'Associazione Culturale La Fornace, al quale chiedo di parlarci un po' di questa mostra. Questa è una mostra che è nata in maniera molto fortuita. Il maestro Satyan io l'ho conosciuto soltanto qualche mese fa, ho visto le sue opere nella sua meravigliosa casa. Allora, viste le opere, me ne sono letteralmente innamorato e ho fatto tutto il possibile per inserire nel calendario della stagione 2015-2016 questo artista. E direi che ho fatto bene, perché in effetti mi sto accorgendo che c'è stato un passaparola generale. Questo passaparola ha fatto in modo che molti cittadini venissero a visitarla, ed è una mostra che secondo me merita veramente di essere vista. Dunque una mostra che ha riscosso molto successo nelle città di Mestre. Andiamo perciò al responsabile della galleria. Quale sarà il prossimo evento? Il prossimo evento sarà la 7ª Biennale d'Arte Sacra, che ha riscosso precedentemente un grossissimo successo, per cui noi pensiamo di poter anche in futuro continuare a dare seguito a questo evento. Saranno presenti 26 artisti ufficialmente e forse un 27esimo fuori catalogo. Io ringrazio il maestro Satyan per averci dato la possibilità di poter ammirare qualcosa di veramente insolito e soprattutto di conoscere la sua arte.